Ciao ragazzi, oggi vi racconto la storia di Gianluca e della sua foresta di Sambuco, dove mi sono addentrato perché stanno raccogliendo. Vediamo se riesco a trovarlo. Gianluca? Siamo a San Giovanni Lupatoto e quello che vedete là in fondo è l'argine dell'Adige e la piantagione quindi è nata qui a poche centinaia di metri e non è una piantagione qualsiasi fatta con le talee secondo i metodi per così dire convenzionali, no, queste piante sono state piantate una ad una dal selvatico perché sono piante selvatiche. Sapete quante ne ha piantate? 2000. Un lavoro immane però nel quale ha creduto fin da subito perché fondamentalmente Gianluca è un innamorato della natura e del recupero dell'ambiente originario. Ma cosa ci fa una foresta di Sambuco in riva all'Adige? È una grande scommessa, dal nulla mi trovo in un campo di Sambuco. 10 anni fa quando ho iniziato il Sambuco era ancora considerato velenoso per le leggende popolari, un po' che si è tramuta in Italia da po' di tempo. Pensa che il fior, ne ho chiamato il fior del diavolo, per dirte, e le bacche, tanti parlava che era velenosa, insomma, invece per dirte l'Austria che è il maggior produttore al mondo, lei le considera la farmacia degli dei, tutto le opere del Sambuco, dal midollo, la corteccia, la foglia, il fiore, il frutto, la radice, 7 i doni del Sambuco, come nella Bibbia 7 è il numero perfetto, e grandissime insomma proprietà, tutte da riscoprire. Però il Sambuco c'è sempre stato da queste parti, nelle campagne. La tua quindi è stata un po' una riscoperta e una nobilitazione allora. Esatto, essendo un po' un bastiano contrario, tutti mi dicevano che il Sambuco è velenoso. Dal 2005 al 2008 ho fatto un po' lo studio sulle piante del Sambuco scoprendo le tante proprietà e ho fatto tutto il nord Italia a recuperare i prodotti sul Sambuco. Poi grazie a un aiuto della provincia di Verona che mi ha dato un aiuto per partire con questo progetto, nel 2009 sono partito con i miei prodotti, diciamo iniziando con la marmellata, il sciroppo, cose un po' semplici, arrivando adesso ad avere circa una decina di prodotti a base del Sambuco e altri 5-6 a base tra gelso e giuggiole. La raccolta ovviamente è il momento più vivo di tutta la stagione. Quando arriva la primavera, nella sua piantagione, in mezzo alle sue piante, c'è una schiera di amici, nipoti che si divertono un sacco a raccogliere questi fiori, che poi vengono curati. E lì c'è un bel impegno perché non tutti i fiori possono essere usati e una volta che vengono raccolti devono anche essere puliti e selezionati. Perché a seconda delle parti del fiore c'è una destinazione, per esempio le bacche servono per la marmellata e per la grappa, i fiori servono per lo sciroppo e quindi c'è una preparazione che Gianluca ha acquisito studiando, preparandosi, una formazione da autodidatta che lo ha portato a concretizzare un piccolo sogno, anche se per lui è più una scommessa. Ma prima di tutto quello che conta per lui è aver recuperato questo pezzo di terreno e averlo dedicato a ciò che più gli piace. Il contatto con la terra. I fiori del Sambuco vengono raccolti, vengono puliti da foglie, rami, vengono messi praticamente in delle casse arieggiate, nel giro di un giorno va portati in laboratorio e va messo in infusione, chi per lo sciroppo, quello per la grappa e mentre per la marmellata abbiamo fatto una lavorazione insieme alle fragole. La lavorazione va in tre parti, una parte viene distribuita per il discorso sciroppo, una parte viene tenuta per fare la grappa in infusione e una parte per la marmellata alle fragole. Diciamo, è diviso proprio in 3 parti il discorso fiori, mentre con le bacche, ne parleremo più avanti, abbiamo fatto una divisione ancora più diversa, visto che le possibilità di creare prodotti è molto più ampie. Fa il giorno del raccolto, insieme ai bambini, ai grandi, siamo tutti insieme, facciamo un po' il raccolto e è un giorno di gioia, diciamo, oltre che di lavoro. E dopo abbiamo finito sempre con un po' una gazzega come si faceva una volta, no?
questo, Gianluca? Sopravvivo, diciamo, ecco, chiaramente il mercato ancora che deve essere in ascesa, deve ancora conoscere il suo periodo migliore, perché comunque è una pianta, come ti ripeto, poco conosciuta. È chiaro che dopo, volendo, si può sempre sfruttare al massimo la natura per guadagnare al massimo, ma non è una mia filosofia. Nel mio campo, che tantissimi animali, per dirti che mi mangia le bacche, mi sono solo che contento, nel senso che comunque ne è un po' per tutti e non mi interessa fare raccolti record, ecco, mi interessa fare un raccolto di sopravvivenza e il resto comunque anche a madre natura, visto che questo è anche un bosco molto pieno di animali, essendo molto tranquillo e allo stato naturale al 100%, che non calpesto neanch'io, dunque nel senso lo tengo proprio allo stato naturale. Questo per te è un sogno che si è realizzato, Gianluca? Sì, un sogno si è realizzato, non facile perché non ho una storia agricola dietro di me, dunque le difficoltà stanno maggiori che non fa un'azienda agricola già impiantata, già collaudata e già con, diciamo, dietro più possibilità. Non è facile portarla avanti, nonostante sembra che vada da sola, ma ha dei suoi sacrifici da fare. Chiaramente è una cultura con meno difficoltà di altre, ma che comporta le sue problematiche. Essendo piante selvatiche anche, comunque tutta la mia piantagione è fatta di piante selvatiche raccolte in mezzo ai boschi, non da talea, ma proprio da piante selvatiche, proprio per il mio ragionamento le considero più forti e meno facili da attaccare dalle varie malattie, dagli afidi soprattutto. Hai degli obiettivi? Allora, l'obiettivo è quello, essendo un po' l'ambasciatore della pianta del sambuco, visto che comunque sono uno dei pochi che ha creduto, l'obiettivo è creare sempre nuovi prodotti, ecco, con fabbisogno mio personale di crearmi ogni anno qualche idea diversa, di creare dei progetti, delle varie idee, ecco, e non di basarmi solo su un prodotto. Sicuramente non è così che si fa il marketing, credo, perché bisogna puntare su un prodotto e far quello, ma ho bisogno anche della mia soddisfazione, allora ogni anno mi invento qualcosa, ecco. Che cos'è per te la terra? La terra è tutto, per me il contatto con la terra è fondamentale, non metto mai i guanti, ho sempre bisogno di toccare dalla terra le piante, i fiori, mi dà sempre una sensazione di contatto ravvicinato, ecco, è tutto, mi credo, insomma. Le cose più semplici della vita alla fine è le cose che più conta, ecco. Al giorno d'oggi credo che avere uno spazio verde, piccolo o grande, conforme le possibilità di ognuno, sia fondamentale, ecco, per poter dire ecco, la natura, e se no viviamo solo in mezzo al cemento, diventa una vita insomma un po' più piatta. E adesso? Non mi catto più, mi sono perso. Gianluca? Gianluca? Sarà di qua? Di qua? Ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Forse. Gianluca?